Siamo con Marco Zecchinel, presidente di Confapi Venezia. Sono stati recentemente divulgati i dati relativi al mercato del lavoro in Veneto nel 2020, i quali forniscono un quadro della situazione occupazionale e produttivo delle PMI del territorio. Qual è il commento della vostra associazione? I dati purtroppo non sono incoraggianti perché evidenziano un meno 11.500 posizioni di lavoro in Veneto, come differenza di saldo tra il 2019 e il 2020. Ovviamente questo è un dato altamente preoccupante e di straordinaria gravità, che quindi a nostro parere evidenzia la necessità di porre in essere degli strumenti straordinari di politica attiva per il lavoro. In particolare la nostra preoccupazione in questo momento è concentrata anche ai ritardi che si stanno accumulando in merito alla campagna vaccinale, perché è ormai evidente che c'è una stretta correlazione tra la possibilità di uscire dalla crisi e la velocità con cui si riuscirà a vaccinare il personale dipendente. A questo proposito, il nostro presidente nazionale Maurizio Casasco di Confapi ha fatto una proposta tanto al Presidente del Consiglio quanto alle altre parti sociali di poter effettuare, nel momento in cui i vaccini saranno disponibili, non come in questo momento che chiaramente sono contingentati, ma quando presto arriveranno altre società tipo Johnson & Johnson, AstraZeneca, di effettuare le vaccinazioni tramite i medici del lavoro anche presso le aziende. Questo per sgravare il sistema sanitario e accelerare quanto più possibile il completamento della campagna vaccinale sulla popolazione. Quali sono le azioni e gli strumenti che Confapi Venezia sta mettendo in campo a favore delle imprese per fronteggiare questa crisi da Covid-19? L'associazione in questo periodo sta lavorando alacremente per essere al fianco degli imprenditori e quindi favorire la ripresa delle imprese e l'uscita da questa situazione. I fronti su cui stiamo lavorando sono principalmente due, quindi uno è quello del gruppo di professionisti interni alla nostra associazione che si pongono come team per supportare l'imprenditore. Da un lato abbiamo il gruppo Proimpresa che elabora tutti i documenti che man mano sono resi disponibili dai vari ministeri in termini di finanziamento piuttosto che di opportunità. Dall'altro abbiamo un gruppo che sta lavorando sulla tematica dell'ecobonus, dall'altro abbiamo un gruppo che denominiamo SOS, che si occupa dell'imprenditore sotto un profilo, a 360 gradi, quindi anche agli aspetti psicologici che vengono in campo in una crisi come questa. E da ultimo abbiamo tutto una gamma di proposte sul turismo che riguardano tanto l'area metropolitana di Venezia e il litorale, quanto poi Venezia intesa come centro storico. L'altro fronte importantissimo che è proprio attinente a quello che è il nostro mandato di sindacato imprenditoriale è anche quello della formazione, perché chiaramente sarà necessario nel prossimo periodo un'attività di riformazione e qualificazione tanto del personale dipendente quanto degli imprenditori. A questo punto, per esempio, grazie ai fondi sociali europei siamo in grado di offrire gratuitamente una serie di corsi fondamentali per la formazione degli inoccupati, che sono, per esempio, stanno partendo in questi giorni il corso CQC, in cui praticamente diamo la possibilità agli inoccupati over 30 di conseguire questo patentino che avrebbe dei costi diversamente molto elevati, il corso per saldatori, addirittura 800 ore, anche in questo caso interamente gratuito, e alla fine il corso per buyer, per la formazione del buyer, che è un'altra figura centrale nell'equilibrio dell'impresa. Da ultimo invito tutti per poter approfittare di tutte le opportunità che comunque sono conseguenti a questo tipo di professionisti quanto alla formazione gratuita, di seguirci sui nostri canali social.